Vogliamo altri 5 anni di paralisi? Di amministrazione bloccata? Di un presidente della regione che diventa un pupo nelle mani dei pupari, cioè di Grillo e di Casaleggio? Dei padri padroni di un'azienda privata dove il diritto di vita e di morte politicamente è solo nelle loro mani? Come accade a Roma, dove il sindaco della capitale, Grillino, anche per sostituire un dirigente, deve telefonare e avere il consenso di Beppe Grillo, invece di rendere conto soltanto al popolo romano che l'ha eletta. Non basta questo tormento? Siamo davvero un popolo così rassegnato il nostro, No, noi meritiamo di più. Noi meritiamo di più di questa mistificazione ignobile di un'azienda privata che si nutre del malcontento della gente